È il momento della colazione o dell'aperitivo. Antica pasticceria Marini, in pieno centro a Mestre, con creatività, dolcezza e passione. Antica pasticceria Marini propone un vasto assortimento di pastine, brioche, pasticcini, ma anche pizzette e tramezzini e poi squisiti caffè e invitanti aperitivi. Antica pasticceria Marini è in piazza Ferretto 41 a Mestre. Esquina Food Drink and Music, il locale allegro e colorato per colazioni, pause pranzo, aperitivi e cocktail. Esquina Food Drink and Music, momenti di incontro in via Antonio De Lazzari, numero 1 a Mestre. Saike Sushi, il vero sapore del sushi, pesce di qualità e menù ricco di scelte, atmosfera raffinata e amichevole con i veri sapori della cucina giapponese. E con il Saike Sushi All You Can Eat si assaporano tante prelibatezze in quantità illimitata. Saike Sushi vi aspetta a Mestre in via Forte Marghera 77. Per info saikesushi.it. Saike Sushi. Vi aspettiamo! Osteria Bar Sport, il luogo ideale per vivere momenti unici, piacevoli colazioni, spuntini e cicchetti, piccola cucina con taglieri di affettati, snack e pizze assortite, il tutto accompagnato da vini selezionati, fantasiosi aperitivi e cocktail di ogni tipo. Osteria Bar Sport, momenti incantevoli con musica e amicizia, da vivere anche all'aperto nel cuore di Mestre. Stefano e il Bar Sport di Mestre vi aspettano per vivere momenti unici in centro. In una giornata calda e dai colori estivi si è svolta la 9ª edizione della Maratonina di Mestre, evento organizzato dall'amministrazione comunale, dal circolo aziendale Generali Runners e dall'associazione culturale Rosso Veneziano, e i cui proventi sono devoluti ad Avapo, all'Associazione Volontaria Assistenza a Pazienti Oncologici e al Poliambulatorio Emergency di Marghera. Sin dalle prime ore del mattino e in un clima di amicizia e divertimento, la centralissima piazza Ferretto si riempie di atleti. Alle 9 l'animazione entra nel vivo, con le ragazze della Virgin che propongono un riscaldamento muscolare al ritmo di musica ed esercizi fisici. Alle 9:20 un momento toccante, il ricordo di Maurizio Stievano, amico della maratonina e di tante corse. Grande atleta e grande uomo, ricordato con il suo motto: mollare mai. Maurizio ci ha insegnato che la vita è preziosa e che è un attimo, bisogna godersela e affrontarla. E siamo un gruppo di amici che ci siamo scelti per aiutare lui e ci vogliamo bene, resteremo amici in memoria, in ricordo di lui che amava la vita, non voleva assolutamente andarsene. È stato un grande dolore e lo ricorderemo per sempre. E ora si va avanti con il suo motto: mollare mai. Ma come voleva Maurizio e come sicuramente vuole da lassù, ecco la corsa. Si comincia con l'allineamento alla partenza e i suoi 1000 colori. Davanti a tutti i bimbi del calciomestre e dell'Umana Reyer Venezia. Il pubblico segue ogni fase e alle 9:30 lo starter dà il via. Partono tutti insieme i circa 1600 partecipanti, per poi dividersi nei 3 percorsi: 6,5, 13,5 e la competitiva 21 km. A salutare gli atleti al via anche la presidente del Consiglio Comunale Linda Damiano ed il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Vincenzo Conte. Sì, e con grande piacere oggi, oltre alla bella giornata, siamo stati fortunati rispetto all'anno scorso, c'è tantissima partecipazione, quasi 1500 persone, che ci fa pensare che la città risponde benissimo e ha voglia di stare insieme, ha voglia di fare sport, ha voglia di vivere questa città anche attraverso questi momenti. La Municipalità di Mestre Carpenedo è oltremodo orgogliosa di aver dato i natali a questa iniziativa
però questa corsa ormai è diventata adulta, si è imposta anche nel panorama non solo regionale ma anche nazionale. La nona edizione vuol dire che piano piano siamo cresciuti sia come sponsor e come partecipanti, perché questo è importante. L'importante è che continuiamo a portarla avanti e farla crescere sempre di più per affermare anche l'identità sportiva della città di Mestre. Ed ecco quelli della 6,5 km. Il primo a tagliare il traguardo è Lorenzo Zambelli. Sempre nella 6,5 km al femminile la prima è Beatrice Casagrande. Intanto ho iniziato a fare atletica a ottobre e grazie a mia mamma e mio papà, perché comunque loro sono sempre andati a correre e fin da quando sono piccola mi hanno portato a fare varie gare. Poi ho mollato il mio sport precedente e ho deciso di avvicinarmi all'atletica. Continuano gli arrivi della distanza breve e incontriamo Loris Mugnato, uno dei cuori pulsanti della maratonina di Mestre. Assolutamente sì, quest'anno il sole ci ha premiato e ci ha premiato da tutti i punti di vista, perché questa mattina abbiamo avuto veramente un sacco di iscrizioni che non vedevamo da tanto tempo. Finalmente stiamo raggiungendo i numeri che Mestre, una manifestazione mestrina su una città del genere, merita e siamo molto soddisfatti. Oggi siamo veramente soddisfatti. Tocca ora a quelli della 13,5 km. Il primo è Maurizio Casagrande, papà di Beatrice. Allora il percorso è stato a dir poco meraviglioso in merito al personale che faceva da assistenza, al ragazzo in bici e anche al modo per cui era segnalato, quindi il percorso diciamo misto e molto bello. Prima di te poi è arrivata tua figlia, quindi la famiglia trionfa. Diciamo che sta seguendo le impronte date da me e da mia moglie, l'Anna Busetto, che sta correndo adesso, e speriamo che cresca con questi principi. È invece Beatrice Scarpini la prima donna nella 13,5 km, che precede la simpatica Paloma Morano Salado. Percorso ben organizzato, ben segnato, misto tra asfalto e ghiaino, però ottimo direi, lungo al punto giusto, fantastico, complimenti. Tra il pubblico cresce l'attesa per la competitiva di 21 km ed ecco il primo, è Stefano Ghenda, 1:12,56, secondo Giorgio Zanta, 1:16,29 e terzo posto per Enrico Simoli, 1:16,42. Ho fatto 1500 con 3:45, quindi è un tempo che ero sesto in Italia e mi sono specializzato su quello. Ovvio che poi quando finisce la stagione in pista mi piace fare distanze lunghe, ma senza diciamo la priorità di andare a fare maratone o altro. Quest'anno come scommessa vado a fare la maratona di New York. Sì, ormai sono abbonato a questa posizione, a questa gara, però va bene comunque, mi diverto sempre, è organizzata da amici, vengo volentieri a farla. E oggi tanto caldo, sofferenza per il caldo, però dai, è sempre un ottimo allenamento per le gare della stagione che adesso verranno. Quarto posto invece per il bravo e simpatico Leonardo De Toni con il tempo di 1:18,19. Sono contentissimo e Mestre è sempre bellissimo correre a Mestre, fantastici percorsi, San Giuliano fantastico e anche qua a Mestre la gente è super calorosa. Ed ecco la prima donna della 21 km, è Anna Busetto, 1:26,18, secondo posto per Jessica Doria, 1:32,24, terzo posto per Alexandra Fortin, 1:33,46. È da questa curva che si è attivata, ha fatto chiudere le buche, pulire sotto il passo, Loris, e tagliare l'erba, il via fornace, tutte quelle piccole cose che... Sì, il percorso mi piace sempre, è sempre impegnativo, specialmente con questo caldo, però è sempre bello perché è sempre a casa. Generali Runners sì, è il mio gruppo e sono nata là e continuo a stare lì insomma. Colorato ed applaudito l'arrivo dei vari pacer. È stata una bellissima esperienza, la testa era solo a Maurizio, che è stato un nostro compagno di allenamento negli ultimi anni, anche un nostro compagno di vita, e oggi abbiamo corso solo con lui
È bello portare le persone a correre e provargli a fare il loro tempo e niente, poi ripeto, oggi è stata una giornata veramente particolare, c'era tanta gente che correva con Maurizio che speriamo che insomma da lassù ci possa guardare e possa essere contento per tutto ciò che abbiamo organizzato per lui, insomma. È festa all'arrivo e in zona ristoro. Piazza Ferretto è piena di gente, con la maratonina di Mestre che diventa una bella opportunità anche per le attività commerciali del centro. Sì, certo, portano sempre del lavoro, un movimento di gente, sono sempre ben accette queste manifestazioni. Voi prima della corsa e dopo la corsa avete proposto le colazioni per chi voleva e adesso l'aperitivo. Esattamente, l'aperitivo non prima della corsa ma dopo, giustamente. Mestre ha veramente bisogno, abbiamo una valanga di risorse, l'ho scoperto anch'io e questo denota l'impegno da parte di tutti, soprattutto degli sportivi che hanno capito che Mestre è anche per loro. L'edizione 2018 della Maratonina di Mestre volge al termine. Grazie al lavoro di organizzatori e volontari ha portato gioia e colori in città. Una manifestazione che vuole continuare a crescere e ad esistere con umiltà e semplicità. Un sogno per il futuro di questa manifestazione? Ma si è già avverato oggi per quanto mi riguarda. Il futuro si tratta solo di migliorare perché migliorare è sempre possibile. Però io oggi sono soddisfatto e molto anche. Esquina Food Drink and Music, il locale allegro e colorato per colazioni, pause pranzo, aperitivi e cocktail. Esquina Food Drink and Music, momenti di incontro in via Antonio De Lazzari, numero 1 a Mestre.